Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. Un TikToker spagnolo identifica Sol come Javier e ha fatto su un strano universo, ma tanto interessante, l'uomo e la firma che sarà dismessa fuori in ospedale nel 2027 e che è l'ultimo essere umano in vita e il dimanda aiuto sull'internet per tornare nel 2021. Il viaggio di Javier è scompartito sul profilo Chiocciola unico sopravvivente sulla piattaforma TikTok che la rende belche 2 milioni di quei chi vadrio e anche sull'Instagram dove i video i vien rimettesti fuori e chi vien guardati da 120.000 persone. Il toso il ciapa l'argomento delle restrizioni e delle porte sarai su per via della pandemia di ritirare gli ambienti vodi e senza nessun bacan. Sui video, Javier cammina da sol per le strade, viae, spiae e anche al rento dei negozi commerciali, come supermercati e speziarie. Un po' i scenari noi sommeia tanto post-apocalittici, coi strade snetai, piene di auto, moto e biciclette. E gli spiega che ogni volta che dorme e che si sveglia fuori, tutto cambia posto. Anche se il secato rento di un universo dove è possibile fare dei giri con Mercedes e moto Ducati, Javier ha messo fuori recentemente un post che ti manda una man per tornarsi anni in drio a noi che abbiamo da vivere con le diverse nuove varianti di SARS-CoV-2 e broccai per via della pandemia. Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.